Avrai osservato che Dalì disegna una forma arrotondata come di un fagiolo sul capo di alcune figure. Si tratta del cervello. In un passaggio del suo libro La vita segreta lo illustra in questo modo. Alla fine di quell'estate ero smilzo come uno scheletro. Il mio corpo era assente dalla mia personalità e sentivo che stavo diventando come una di quelle figure di Hieronymus Bosch. Ero in realtà una specie di mostro, le cui uniche parti anatomiche erano un occhio, una mano e un cervello. La materia di questi cervelli può essere uno scoglio o un sasso, ma può anche essere un pane. I ciclisti del film Baba Owo, di cui Dalì scrisse il copione, portano pani sul capo come simbolo di immaginazione.